Per aver preso il terzo gol all'ultimo c'è, mi sembra chiaro, al secondo minuto di recupero prendere gol insomma è un peccato, però ci sta, a casa della Lazio ci sta, la Lazio è una squadra che lotta fino alla fine, quindi ci sta assolutamente. Naturalmente i due gol che abbiamo fatto noi sono pesanti perché poi dopo alla fine prima stavamo 2-0, poi è finita 3-2, quindi un gol è da recuperare, non più due. E adesso non mi ricordo com'è la regola di questo torneo, però non so se a parità di risultato passa la squadra che è arrivata più in alto in classifica, quindi significa che se è così a noi ci basta un gol per poterci qualificare per le finali. Sicuramente sarà una partita durissima, sarà il ritorno, giocheremo su un altro campo, cioè il nostro che è più largo, è un campo più grande e noi ci troviamo molto bene là, loro si trovano molto bene qua, è il loro campo, quindi mi dispiace solamente perché credo che il calcio di rigore nostro doveva essere accompagnato da rosso diretto, perché se fischia il calcio di rigore c'è l'ultimo uomo, è da ultimo uomo, quindi è chiara occasione da gol, quindi il giocatore doveva andare fuori. L'arbitro, uno ha detto una cosa, uno ha detto un'altra, però insomma ci può stare, in un ambiente così caldo ci può stare che si possono prendere degli abbagli, insomma, però sono contento, poi la reazione della squadra c'è stata, la Lazio ragazzi è una bella squadra, c'è poco da fare. Mettere Ugolini davanti mi serviva perché oggi noi 3 centrocampisti di ruolo ci mancavano tutti e 3, ci mancava Macri che era squalificato, che la prossima ci sarà, ci mancava Lavagnini, ci mancava Simmi, tutti e 3 i centrocampisti di ruolo mancavano tutti e 3, quindi ci siamo dovuti inventare Pisapia al centro, che è un interditore, è un uomo da fascia e in mezzo al campo un po' ha sofferto. Tiziano Carnevali è rientrato da poco, quindi la forma fisica non è tra le migliori. Abbiamo giocato col pallone lungo naturalmente ci serviva un carro armato là davanti perché Gimelli è insomma, un grande difensore, molto forte fisicamente, quindi ho spostato Ugolini davanti, insomma la mossa era azzeccata, purtroppo abbiamo questi cali di tensione e il terzo gol è venuto perché insomma, andare via con un 2-2 credo che non sarebbe stato male, però sono fiducioso, al ritorno ci giocheremo questa partita al massimo della forza e al massimo della competitività perché rientreranno tutte le persone che ci sono mancate oggi e credo che sarà una gran bella partita perché con la Lazio è sempre una gran bella partita, poi dopo il risultato quello che sarà. Noi intanto qualcosa già l'abbiamo fatto, la Coppa Italia l'abbiamo vinta, quindi già un trofeo l'abbiamo portato a casa.